Cari amiche e cari amici, cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Un appuntamento davvero speciale, quello di questa sera, Corrado, il nostro vescovo. Così abbiamo voluto intitolare questa trasmissione, che vuole essere anche il nostro grazie nei confronti di Monsignor Vescovo Corrado Pizziolo, che lascia il suo ministero in diocesi dopo 17 anni. Diamo subito il benvenuto al vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, che ancora una volta ci dona il suo tempo e ci fa la cortesia di essere qui in studio. Grazie eccellenza. Con lei andremo a ripercorrere appunto questi 17 anni, ma abbiamo deciso di farlo in un modo un po' diverso, un po' particolare. Lei è stato molto spesso protagonista delle nostre dirette, delle nostre trasmissioni, ma un po' meno spesso è stato telespettatore della Tenda TV, giusto eccellenza? Allora, io adesso le do un telecomando, e con questo telecomando lei farà partire delle immagini che andranno a ricordarci un po' questi 17 anni. E se lei è d'accordo io partirei dal principio, e quindi dal 26 gennaio 2008, quando lei ha fatto la sua ordinazione episcopale e il suo ingresso in diocesi. Possiamo partire. Nell'amicizia e nella preghiera ci saremo anche noi ad accompagnarti. Buon cammino e fecondo ministero, caro Don Corrado. Ciò che abbiamo celebrato non è una semplice cerimonia dimostrativa. Abbiamo invocato e accolto il dono dello Spirito Santo, il quale ha originato una relazione nuova che da oggi segna non soltanto la mia vita, ma ogni relazione che d'ora in avanti vivremo in questa nostra diocesi. Grazie infine a tutti voi, cristiani della diocesi di Vittorio Veneto. So che in questi mesi avete pregato con insistenza per me e per il mio ministero. Chiedo al Signore che questo legame di fede e di preghiera possa continuare e portare frutti buoni per la nostra Chiesa. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Saluto, ci siamo sentiti in comunione di fede, invio proprio a tutti non solo la mia amicizia ma anche la mia benedizione. Eccellenza, abbiamo visto queste immagini, che cosa ricorda di quel giorno? Beh, ricordo intanto che era una giornata bellissima, fredda ma luminosissima. Ricordo la moltitudine di persone della diocesi di Vittorio Veneto, ma anche della diocesi di Treviso e di parrocchie dove avevo svolto il mio ministero, che erano presenti. Ricordo le parole di colui che presiedeva la liturgia, Monsignor Bruno Mazzocato, mio carissimo compagno di seminario, compagno di ministero pastorale a San Martino di Lupari, compagno come educatore in seminario di Treviso, vescovo, che mi ha continuato a farmi fare vicario generale, quindi una vita in comune, tant'è vero che io ho chiesto a lui di essere il consacratore principale. Poi c'era anche il vescovo Monsignor Magnani, a cui ero molto legato, ma gli ho chiesto di fare da consacratore, e poi c'era Monsignor Alfredo Magarotto. Ricordo proprio la bellezza di quella giornata e l'accoglienza veramente straordinaria delle persone di Vittorio Veneto, proprio con sacerdoti e laici.
Ecco, continuiamo il nostro viaggio. Esattamente una settimana dopo noi ci siamo incontrati, eravamo qui a pochi passi dai nostri studi nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, c'era la veglia per la vita e a margine io con qualche anno in meno le ho fatto qualche domanda, ripartiamo da lì e poi vediamo come così la Tenda TV ha documentato con le proprie immagini nel corso degli anni gli eventi sia ecclesiastici sia civili della vita vittoriese. Qual è stato il suo primo pensiero quando le hanno proposto di diventare vescovo della diocesi di Vittorio Veneto? Guarda, non mi hanno proposto, È stata... me l'hanno comunicato semplicemente. Il primo pensiero è stato se nella disgrazia poteva andarmi ben peggio, quindi meno male che è una diocesi vicina, che è una diocesi buona, una diocesi che conoscevo, una diocesi fatta di trevigiani come sono io. Sì. Abbiamo recuperato e vorremmo recuperare dei valori di solidarietà, valori di cura per i sofferenti, valori di attenzione e di vicinanza per chi è nel bisogno. E allora chiediamo anche con questa benedizione che i valori che i nostri padri hanno vissuto e ci hanno trasmessi possano continuare anche oggi. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Cari ragazzi e giovani, quando quest'estate abbiamo fatto una riunione per ripartire con novità di questa scuola, preghiera, chiama. Non immaginavamo, io almeno certo, il numero dei presenti. Io ho molta fiducia nei governanti, specialmente in quelli locali, che vedo animati da una grande passione e da un desiderio di cercare il bene comune. L'augurio è che il Signore proprio li aiuti e li assista in questa ricerca, in modo che prevalga sempre nel loro sforzo di impegno di governo la difesa del bene. E un auspicio, un augurio è che la crisi economica che noi stiamo vivendo possa trovare vie di soluzione. Qualche segnale già si vede, speriamo che non si faccia attendere troppo questa ripresa. Affidiamo con fiducia la nostra preghiera all'intercessione del Santo Patrono della città di Vittorio Veneto e di tutta la diocesi, perché possiamo anche noi credere alla parola del Signore e sperimentare la fedeltà con cui Egli risponde a chi si fida della sua promessa. Astolfo Paolo. Eccomi. Foresta Andrea. Eccomi. Valentino Domenico. Eccomi. Gagliano Giuseppe. Eccomi. Introvigne Mario. Eccomi. Rasi Gianmarco. Eccomi. Si presentino i candidati al Ministero degli Accoliti. Casagrande Fabio. Eccomi. Mantese Fabio. Eccomi. Quest'anno nel piano pastorale della nostra diocesi viene messo a fuoco proprio il tema dei ministeri, accanto a quello delle vocazioni. Vocazioni e ministeri che sono frutto dell'unico battesimo.
Io vi invito allora a andare verso la chiesa, varcare la porta per ascoltare una parola di speranza che ci verrà donata. Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra divinità, camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. Diamo la parola al Vescovo che ci saluta e ci invita in cattedrale. Cari ragazzi, io sono contento di essere venuto qui, di condividere la vostra gioia, quella gioia che oggi avete sperimentato. Non solo ne avete parlato, ma avete sperimentato trovandovi tutti insieme. Insieme c'è più festa e gioia è bello essere amici, gridiamo a chi viene all'ACR, anche chi non è con noi, Se lo vuoi puoi metterti in gioco, tutti insieme siamo un gran fuoco, chi non rischia non si diverte, non pensarci troppo su. È speciale questa gran festa, nel mio cuore certo che resta, la CR tutti ci unisce, non la scorderemo mai. Dammi le tue mani qui fino a domani, non puoi restare solo qui con noi, tu prendi il volo. insieme c'è più festa. La divina benedizione su questa struttura di accoglienza, sulle persone che vi saranno accolte e su quanti operatori, volontari, famiglie si prodigheranno al loro servizio. Cari bambini di ben 7 Grest di Vittorio Veneto, Sì, numerosissimi. numerosissimi, benvenuti a tutti per... Uno. E volare, volare, e volare, volare, e noi siamo l'allegria. Vi saluto tutti, voi ragazzi, bambini, ragazzi, gli animatori, gli organizzatori. Sono contento di essere qui con voi. Proprio ieri c'era la giornata per la salvaguardia del creato. Guarda un po', è la stessa cosa che fate voi oggi. La natura, o meglio ancora il creato, va custodito e difeso. Ma prima di tutto, come ci ha insegnato San Francesco, va contemplato. Firmes en la fe caminamos. Carissimi giovani, vi saluto e mi unisco a voi in questo momento del vostro pellegrinaggio. Avremo certamente modo di incontrarci a Madrid per ascoltare il Santo Padre e per pregare insieme con Lui, sostenuti e confermati da Lui nella nostra fede. Siempre a Él, gloria, siempre a Él caminamos en Cristo, firmes en la fe. Martedì 20 settembre, nella chiesa di Pieve di Soligo, è stata compiuta la riesumazione del corpo del venerabile servo di Dio Giuseppe Toniolo, che sarà proclamato beato nella primavera prossima. Procediamo all'esumazione delle spoglie mortali del venerabile servo di Dio Giuseppe Toniolo in vista della sua beatificazione. Ci ritroviamo questo pomeriggio per concludere insieme questo nostro quarto convegno diocesano. Abita la terra e vivi con fede. Ciò che mi pare possibile e doveroso sottolineare
E anzitutto che è stato fatto un lavoro veramente apprezzabile. Questi 4 punti, la ricerca del vero volto di Dio, la costruzione di una società più umana, le relazioni e gli affetti, l'educare la vita buona del Vangelo, sono stati veramente punti nevralgici che hanno, per così dire, costituito delle sintesi sui punti essenziali della nostra vita. È iniziato all'alba del 28 aprile il pellegrinaggio a Roma della diocesi di Vittorio Veneto, in occasione della cerimonia di beatificazione di Giuseppe Toniolo. 8 pullman con oltre 600 persone hanno voluto essere presenti per rendere omaggio al nuovo beato. Una figura che è stata proprio riscoperta anche in occasione di questa beatificazione. Molti mi hanno confidato, anche persone acculturate, di non aver conosciuto il pensiero di Toniolo così significativo e rilevante e anche la sua figura così di alto profilo. Quindi è stata un'occasione davvero preziosa per riscoprirlo. Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità che mai più nessuno ci toglierà, perché tu sei ritornato. Chi potrà tacere da ora in poi che sei tu in cammino con noi, che la morte vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita. Strizzi il pane davanti a noi, mentre il sole è al tramonto. Ora gli occhi ti vedono, sei tu, resta con noi. Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità che mai più nessuno ci toglierà, perché tu sei ritornato. Chi potrà tacere da ora in poi che sei tu in cammino con noi, che la morte vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita e per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore. Padre, Figlio e Spirito Santo. Cristo, tu ti invia. Una bellissima impressione del gruppo di Vittorio Veneto, più numeroso di altre diocesi del Veneto, e questo mi ha particolarmente gratificato. L'ho visti in forma, hanno vissuto, mi pare, intensamente questa esperienza. Mi auguro che continuino a vivere così anche i prossimi giorni. Tanti auguri. Eccellenza, prendiamo fiato perché abbiamo visto tantissime immagini, tanti incontri, tante persone, tanti volti, qualcuno non c'è più. Cosa ha provato a vedere queste immagini? Beh, era un pezzetto che non le rivedevo. Intanto devo ringraziare la Tenda TV che si è impegnata a registrare e a comunicare, a far vedere a tante persone questi eventi che mi pare che siano stati anche significativi. Ecco, secondo impressione, vedere volti di persone che erano molto più giovani, che continuano a essere presenti nella nostra diocesi, e vedere volti di persone che non ci sono più tra di noi. È presente Don Adriano Dall'Asta, Don Silvano De Cale, il diacono Galliano che era presente e così via. E quindi la storia di questi 17 anni è fatta di momenti gioiosi ma anche di momenti tristi, di persone che ci hanno lasciato pur dopo aver lavorato generosamente, e quindi era proprio con emozione che guardavo questi impegno. Ci sono degli eventi più significativi di altri, mi viene in mente la visita pastorale, il convegno del 2013, momenti che hanno segnato non solo i 17 anni del mio episcopato ma anche il cammino della diocesi, segnando anche dei
passaggi, secondo me, anche significativi e utili, non per rivoluzionare tutto, cambiare tutto, però certamente per aiutare e sostenere il cammino, qualificandolo sempre più dal punto di vista evangelico. Ecco, grazie intanto di questi eventi che ho rivisto con molto piacere. Ma non è ancora finita, quindi procediamo, andiamo avanti nel prossimo blocco dal 2014 al 2019. Pace sulla terra, un angelo annuncia a Betlemme. Chiara e Viviana e ciao Mei, benvenute dalla Cina. Ecco, questa scelta di celebrare questa veglia della pace qui, in questo luogo di lavoro, vuole essere un gesto simbolico e reale insieme. Quella fraternità che è fondamento e via per la pace deve concretamente manifestarsi oggi verso coloro che vivono situazioni di particolari difficoltà a causa della crisi occupazionale in atto. Benvenuti a questa prima serata dell'11ª edizione ormai della settimana sociale. I partiti servono ancora? Dico sì, mi pare che di poter dire di sì, ma a quali condizioni? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Necessario che anche nella nostra diocesi, oltre a tutte le iniziative caritative che già mette in atto, la nostra diocesi si orienti ad un'iniziativa comune in riferimento a quell'emergenza profughi che sicuramente per alcuni anni non cesserà. Siamo preoccupati anche che questa nostra terra, definita a ragione di antica tradizione cristiana, sia identificata come una terra inospitale, dura, egoista. Questo appuntamento, una veglia ecumenica di preghiera per i caduti della guerra, ma anche per le vittime di tutte le guerre. Su di te, Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore, figlio dell'Altissimo. Aprite le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Signore. Eccellenza, noi tra poco ci metteremo in cammino, sono tutti con lo zaino pronti per andare al campus Misericordie.
cosa si augura lei che resti nel cuore di questi giovani da questa GMG? Un bel ricordo dell'amicizia con le altre persone, dell'amicizia con Gesù, dell'ascolto di una parola significativa. Il perdono riporterà pace nel mondo, solo il perdono. La paralisi che nasce quando si confonde la felicità con un divano. Credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. La pace sia con voi. Sono particolarmente contento di essere qui presente alla prima edizione del premio Toniolo. Le vogliamo donare questo albero da frutto. Esso vorrebbe rappresentare la nostra intera diocesi, che lei, con molta cura e pazienza in questi anni, ha saputo curare. Grazie di cuore, Padre Vescovo Corrado. Le do un abbraccio a nome di tutti i confratelli. Non è che uno arrivi vescovo già studiato da vescovo, deve imparare a fare il vescovo e impara a fare il vescovo anche attraverso il feedback, no? Che riceve dal suo popolo. Ecco, io vi ringrazio proprio anche di questi segni che sono anche, ripeto, una indicazione di strada. Il mio saluto a Suor Aline e a tutte le sue consorelle. Stiamo vivendo un momento straordinario di Chiesa, straordinario anzitutto perché raro, straordinario perché davvero profondamente significativo per la vita della Chiesa, non solo per questo monastero, non solo per l'ordine cistercense, ma per tutta la Chiesa, a partire dalla nostra Chiesa locale di Vittorio Veneto. In questa celebrazione, dopo lunghi secoli,
il Vescovo Corrado consegnerà ufficialmente al Duomo di Oderzo una insigne reliquia di San Tiziano e una di San Magno, entrambi Vescovi di Oderzo, come segno di unità nell'unica comunione dei santi. Corrado, il nostro vescovo, stiamo ripercorrendo i 17 anni di episcopato, i 17 anni di ministero di Monsignor Corrado Pizziolo. Eccellenza, anche in questo caso le chiedo così un feedback, come ha detto lei pochi istanti fa, di queste immagini. Tanti preti, abbiamo visto tanti preti, tanti laici. Le chiedo anche dopo che tipo di rapporto ha avuto con i suoi preti e con i tanti laici che ha incontrato. Beh, con i preti mi pare di aver avuto un rapporto anche molto buono, non esenti da momenti di qualche fatica, ma che in genere sono sempre stati affrontati in maniera chiara, onesta, dialogica. E quindi ho potuto davvero sperimentare anche la davvero buona qualità spirituale e pastorale del nostro presbiterio, sempre sulla certezza che nessuno è perfetto e nessun presbiterio è perfetto, però io credo che davvero sono stato davvero fortunato da questa collaborazione leale e generosa. Anche negli avvicendamenti che si sono susseguiti in questi 17 anni, ho sempre trovato una grande disponibilità, a volte più di quello che pensavo. Ecco, e con i laici devo dire di aver trovato veramente delle persone estremamente generose e disponibili. A volte io stesso rimanevo stupito dalla disponibilità, e quando chiedevo magari ero anche incerto se chiedere cose eccessive o magari fuori della portata, e invece ho sempre trovato persone che hanno accolto la mia proposta e si sono rese disponibili con saggezza, competenza, generosità. Ecco, quindi posso proprio dire di aver fatto un'esperienza molto bella sia del presbiterio, sia da tutti i laici, sia anche dalla componente diaconale del ministero ordinato, i diaconi, e dei consacrati. Quindi direi, io traccio una parabola veramente bella, felice, diciamo, per me perlomeno, spero che possa esserlo anche per coloro che hanno collaborato con me, ma da parte mia posso dire questo. Ecco, abbiamo visto tanti eventi, tanti avvenimenti, ce n'è qualcuno che così adesso rivedendolo ricorda con particolare gioia? Sì, la partecipazione alle giornate mondiali della gioventù, io non avevo mai partecipato prima, poi ho cominciato da quando ero vescovo a partecipare a quelle di Madrid, poi a quella di Cracovia, a Rio de Janeiro, e devo dire, pur non avendo partecipato anche quella di Lisbona, l'ultima, non avendo partecipato alla totalità delle giornate, ma essendo stato presente alcuni giorni, incontrando e vivendo alcuni momenti significativi con i giovani, sono state delle esperienze molto belle, secondo me molto positive, che hanno lasciato un segno nella vita di questi ragazzi, di questi giovani. Un secondo pensiero riguarda quelle giornate annuali, la veglia dei catechisti, la veglia per la vita, la veglia
per la giornata del creato. Ecco, quelle veglie normali, diciamo tradizionali, che potrebbero essere momenti di routine, che invece sono sempre state organizzate in maniera molto accurata, molto bella, creativa, alcune specialmente, e mi hanno proprio entusiasmato, perché la partecipazione a queste veglie non era semplicemente una cosa formale, esteriore o superficiale, ma era una cosa davvero che in cui avvertivi la partecipazione, la presenza proprio convinta e proprio, direi, da protagonisti di coloro che partecipavano. Ed erano, io credo, momenti che segnavano le varie annualità, ma le segnavano positivamente come un momento di sostegno, di recupero, di rilancio della vita di servizio di queste persone. Ovviamente noi abbiamo dovuto fare una sintesi per ovvie ragioni, quindi ci perdoneranno e ci perdonerete voi telespettatori se abbiamo tralasciato qualcosa. Siamo arrivati col nostro racconto così cronologico al 2019, arriviamo al 2020 e che cosa succede nel 2020 lo vediamo. In seguito all'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro territorio, la diocesi ha emesso un comunicato. È stata una decisione da parte mia faticosa, non facile. Si tratta di prendere delle decisioni riguardo anche alla sospensione di alcune pratiche religiose che in tanti anni di storia non si è mai avuta. Iniziamo quest'anno la Quaresima in un modo, possiamo proprio dirlo, che nessuno di noi si sarebbe neppure immaginato. A motivo della tutela della salute di tutti è stata disposta la sospensione temporanea delle celebrazioni delle nostre comunità parrocchiali. A peste, fame et bello, libera nos Domine dalla pestilenza, dalla peste, dalla fame, dalla guerra, liberaci, o Signore. E abbiamo proprio bisogno di ritornare a chiedere questo dono del Signore. Madonna dei miracoli, intercedi per noi. Noi ti chiediamo il superamento di questa fase difficile e triste che stiamo attraversando per la presenza di un virus insidioso e infido, perché invisibile. Mi è stato suggerito, ed è stato davvero una bella intuizione, di avvalerci di questo antico luogo di preghiera dedicato ancora nel XVI secolo alla Beata Vergine della Salute in seguito a una pestilenza. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come se fossimo una grande assemblea eucaristica qui nell'ospedale di Vittorio Veneto, che è stato riorganizzato per accogliere in modo particolare le persone contagiate dal Covid-19. Un saluto tutto particolare ai pazienti, un saluto grandissimo a tutti gli operatori medici, infermieri, operatori sanitari. Eccellenza, queste immagini non hanno bisogno di tanti commenti.
stato un momento davvero difficile, tragico per la nostra Chiesa, per tutta la Chiesa. In Italia sappiamo e ricordiamo le polemiche anche che sono nate dal fatto che sono state sospese le celebrazioni eucaristiche, che è stato un momento necessario anche di rispetto e di tutela per la salute. È stato un momento proprio difficile, bisogna dire, e tuttavia è stato un momento anche in cui abbiamo saputo trovare delle forme semplici, magari non perfette, ma di comunicazione. La Santa Messa celebrata dal monastero e irradiata in tutte le parrocchie attraverso la tenda TV, il voto che abbiamo fatto alla Madonna della Salute, la visita di preghiera al cimitero con la preghiera per tutti coloro che erano morti, colpiti dalla pandemia, ecco, e così anche altre realtà. Nelle parrocchie bisogna dire che ci sono tutti quanti dati da fare per osservare la disciplina civile ed ecclesiastica che era stata data e nel contempo per raggiungere le persone in qualche misura. Quindi è stato un momento di emergenza, ma anche di fantasia, di generosa fantasia. E questo ha fatto, immagino, ecco, tra l'altro le liturgie in occasione dei funerali, anche quello è stato un momento molto, molto significativo vissuto nelle nostre parrocchie. Quindi si pensava che fosse seguito veramente un crollo della partecipazione, invece bisogna dire che grazie a questi momenti in cui le relazioni sono state dai preti, dai diaconi, dagli operatori pastorali, dai catechisti, sono stati conservati e custodite, poi passata il momento peggiore la ripresa c'è stata, più di quello che si temeva. Quindi un momento di prova, ma che ha anche potuto generare anche una forma di resilienza, si usa questa parola, no? Oggi, che significa una ripresa al di là di quelle che potevano essere le aspettative. Ecco, Eccellenza, giusto per alleggerire un attimo il nostro rapporto, il rapporto con la Tenda TV in quei giorni lì della pandemia si è stretto ancora di più, proprio perché abbiamo voluto, così, in un momento di emergenza, cercare di trovare una soluzione. Io, se posso, mi ricordo un paio di situazioni, di momenti. Il primo momento, forse lei non se lo ricorderà, quando nel corso della Messa delle Ceneri ha chiesto a me, che ero lì con le telecamere, di impartirle le ceneri praticamente. Questo è stato un primo momento che ricordo con piacere. Un altro momento molto significativo è stato il rosario recitato nella cappellina della Casa di Spiritualità in Castello, in cui lei era da solo, c'eravamo solamente io e lei, e lei praticamente si rispondeva anche, non so se si ricorda di quel momento. Erano i momenti più duri del lockdown, no? E quindi effettivamente non c'era nessuno, e quindi questi ricordi che tu hai fatto erano proprio reali. In quel momento sembravano quasi ovvi a quel punto, guardandoli adesso sembrano una cosa incredibile che sia successo, eppure davvero abbiamo vissuto quei momenti. Un altro ricordo che mi perdonerà, in uno di quei momenti, mentre stavo smontando le apparecchiature necessarie alla ripresa, mi ricordo che dalla finestra, siccome eravamo appunto solo noi due, mi ha chiesto di salire a bere una bibita in castello, non so se si ricorda, perché erano momenti veramente da... Erano momenti in cui si stringevano relazioni con tutti, anche con gli operatori di Tenda TV. Esatto. Allora, per scelta ho voluto tralasciare in questo nostro racconto tutte le innumerevoli dirette del 2020 e del 2021 che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatte veramente un'infinità, i rosari, le veglie, i funerali, eccetera, eccetera, quindi quello... Ne abbiamo parlato, ma lo lasciamo da parte. Adesso il racconto degli ultimi anni, prendendo però solo i momenti più significativi, perché sennò altrimenti qui avremmo tediato anche il nostro pubblico, quindi arriviamo al 2024. Ci troviamo a pochi giorni dalla celebrazione della beatificazione di padre Cosma Spessotto. Avere un beato martire non è cosa di tutti i giorni e mi impressiona
la vita di padre Cosma, la sua semplicità, sempre sopra le parti, cercando di non creare fazioni, eppure impegnandosi per gli ultimi fino a tirarsi la violenza e l'omicidio. Pensavo soltanto alla gioventù e alla parrocchia. Nessuno è venuto a dirmi: tu diventerai Papa. Oh, se me l'avessero detto! Canale d'Agordo. In questa casa nacque nel 1912 Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Ed è qui che sabato 23 aprile 2022, alla presenza delle autorità ecclesiastiche, civili e di tanti fedeli, sono stati inaugurati i lavori di restauro della casa, donata dal cardinale Beniamino Stella alla diocesi di Vittorio Veneto. L'emozione più grande è stata quella di sentire, pensare che un mio predecessore è stato fatto beato dalla Chiesa Cattolica. Quando si scatenavano quei tuoni si guardava verso l'alto. Nonostante la pioggia è stato molto bello e dopo con il sole è stato proprio il massimo. Emozionatissimo. Bello proprio. Come posso dimenticarmi di lui che mi ha ordinato prete? Per me è stato come un papà nei primi anni del mio sacerdozio. Oggi mi sono sentito chiesa. Ma non mi sembra neanche vero. Un nostro vescovo è adesso in onore degli altari. Maria, se ci pensiamo, ha vissuto concretamente nella sua esistenza lo spirito delle beatitudini che abbiamo appena ascoltato nel Vangelo. È stata povera in spirito, ha avuto fame e sete di giustizia, è stata misericordiosa, pura di cuore, operatrice di pace, perseguitata, addirittura assassinata per causa della giustizia. Noi siamo qui a pregare per quella pace a favore della quale Suor Maria ha dato la sua vita. Buongiorno a tutti, siamo qua oggi con il nostro Vescovo Corrado che ci ha raggiunto a Lisbona per questa GMG. Lo ringraziamo tantissimo per essere qui con noi. Una delle esperienze più belle di queste giornate mondiali della gioventù è proprio questa, sentirsi persone che vengono da 1000 strade diverse, da 1000 paesi diversi, con 1000 lingue diverse, che però sono unite dall'unica fede, dall'unica speranza, dall'unica carità, favorite e fatte nascere e crescere dalla relazione con il Signore Gesù. Con questa immagine dal drone che aveva al suo interno sia la cattedrale di Vittorio Veneto sia il castello, la residenza vescovile del Vescovo, si conclude il nostro riassunto di questi 17 anni di episcopato. Ne ha fatte di cose, Eccellenza, giusto? Sì, ricordo in particolare di questo ultimo blocco di ricordi. Sottolineo in particolare le 3 beatificazioni che ci sono state in questi 17 anni, quella di Toniolo che era precedente e poi in quest'ultimo tratto quella di padre Cosma
capitale del Salvador, è stata una cosa emozionante, proprio bellissima, un martire, un nostro condiocesano di Mansuè, ucciso. Era un uomo mite, eppure ha dato la vita come pure l'uccisione di Suor Maria de Coppi. Io spero che prima o poi, più prima che poi la dichiarino una martire che salirà all'onore degli altari, perché di fatto ha dato la vita per amore. Lei è rimasta lì, pur sapendo la pericolosità della situazione, per prendersi cura di quelle ragazze di cui aveva la responsabilità. Una grande figura. E poi la beatificazione di Papa Luciani. Ecco, sono stati 3 momenti molto, molto importanti, io credo, per la nostra diocesi, perché la figura di un beato, di un santo, ma di un beato che già partecipa della santità, è la figura di un testimone, la figura che ci ricorda che è possibile seguire il Vangelo, anche se non si è dei Superman, ma seguire il Vangelo in maniera generosa, in maniera fedele, e donando la vita a Gesù come Lui ha fatto per noi. Questi sono stati momenti molto, molto preziosi per la nostra diocesi, perché io credo che, al di là delle nostre risorse, delle nostre bravure, vedere in queste figure come agisce la grazia di Dio e come hanno saputo corrispondervi è uno stimolo, un incoraggiamento e un segno di speranza per tutti. Quindi anche l'ultimo evento che è stato ricordato, quello del Giubileo della Speranza, io credo che trovi molti motivi di essere vissuta questa speranza proprio da queste figure di santità, e per certi aspetti noi stessi, chiamati tutti alla santità, anche se magari non arriveremo alla beatificazione, però siamo chiamati a essere testimoni anche noi, seminatori, come abbiamo intitolato il nostro piano pastorale, seminatori di speranza, perché questo fondamentalmente è la nostra vocazione. Ecco, abbiamo terminato il nostro racconto cronologico, quindi le chiedo, Eccellenza, di ridarmi il telecomando, che così, infatti chi si è collegato magari durante il corso della trasmissione si sarà chiesto come mai Sua Eccellenza aveva un telecomando in mano. Ma prima di salutarci, siccome per l'ultima volta, appunto come dicevamo, in questa veste lei è ospite qui dei nostri studi, ci permetterà un'ultima clip di un paio di minuti che riassume da una parte il nostro rapporto appunto tra la Tenda TV e il Vescovo Corrado, e poi anche qualche magari errorino, perché anche i vescovi qualcosa combinano, quindi andiamo a vedere. Io sono Federico Campodall'Orto di una televisione parrocchiale di Vittorio Veneto. Sì. Parrocchiale. E allora volevamo Santi Pietro e Paolo. Ah, proprio vicino. Sì, siamo qui vicini, così volevamo salutarla e darle il benvenuto. Io ricambio di cuore il vostro saluto magari e lo estendo a tutta la vostra comunità parrocchiale. È una televisione che viene fatta dai giovani della parrocchia. Come reputa questa iniziativa? Io reputo una buona iniziativa. Sono anche incuriosito di vedere come procede, perché sai, primo momento c'è entusiasmo, poi cominciano le fatiche, la continuità. Comunque io vi seguirò con molta simpatia. Cosa da dire ai telespettatori che riprendono appunto a vedere le trasmissioni e i programmi della nostra emittente? Beh, anzitutto dico che sono contento di questa ripresa della trasmissione dei programmi di Tenda TV, perché avevo sentito da più parti il dispiacere che non ci fosse più, di non poter più avvalersi di questo servizio. L'avete già visto, abbiamo ospite qui nei nostri studi Monsignor Vescovo Corrado Pizziolo. Saluto tutto particolare che voglia stabilire una relazione di amicizia, di comunione, di paternità spirituale. Tutti coloro che ci hanno seguiti attraverso le frequenze della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli, tra l'altro il responsabile della Tenda TV Federico, gli mandiamo il nostro più caro augurio di uscire quanto prima dalla quarantena in cui si trova per via del Covid. Il ponte continua e è percorso, diciamo, anche da questi giovani, Eccellenza. Beh, anzitutto, come ha detto adesso Don Federico, pregherei Don Marco e i suoi amici di portare i miei saluti. Grazie a voi e buon lavoro, e grazie di nuovo anche ai giovani che sono lì con te.
Grazie Federico e tanti saluti. Ringrazio Don Graziano e gli domando scusa perché questa notte gli ho fatto prendere quasi un colpo, perché è capitato che c'era la messa alle 24 e io alle 9 avevo finito di mangiucchiare qualcosa, ho detto aspetta che mi metto in una poltrona e aspetto, metto una sveglia, se non che invece di metterla alle 22:50 l'ho messa alle 10:50 del giorno, quindi non ha suonato, per cui a un certo punto sento bussare, toc toc toc, mamma mia, ho detto qua, ed era Don Graziano che era preoccupato che avesse preso un colpo come era immaginabile. Non merita proprio un applauso, ma cosa volete, sono cose che capitano. La Vergine si chiama, devo rifare questo, perché, scusa, dall'inizio. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. Oh, scusa, perché avevo fatto giusto, ma adesso mi sono imbrogliato. Buona giornata a tutti, cari fratelli e sorelle. Arrivederci, a domani. E allora, un po' a tradimento nei fuori onda anche della registrazione della rubrica sulle orme del maestro. Eccellenza, ha visto con piacere, insomma, anche i momenti più simpatici e divertenti. Ricordiamo tutti la famosa notte di Natale, certo, che è balzata agli onori delle cronache. Siamo giunti in conclusione di questo nostro speciale. Le chiedo le ultime due cose. La prima, com'è stato l'abbraccio della diocesi di Vittorio Veneto dal momento in cui ha dato la notizia che appunto tra qualche ora prenderà un volo e trascorrerà i prossimi mesi, i prossimi anni in Brasile. Da quel momento che tipo di abbraccio ha avuto dalle persone della nostra diocesi? Devo dire che le reazioni che ho avuto sono state tutte quante molto positive. Il fatto di concludere era un dato di fatto che non ho deciso io, perché fa parte della prassi canonica della Chiesa, però sentivo potrebbe rimanere, ci dispiace, eccetera. Quindi di per sé una reazione normale di persone che si sono conosciute, che si sono volute bene, che esprimono anche un po' di dispiacere per il distacco, ma questo mi pare normale. Invece la scelta di seguire Don Paolo in Brasile, di affiancarlo, proprio perché non rimanga solo, era questa l'intenzione e l'indicazione anche che era emersa dal Consiglio presbiterale in maniera molto ben precisa. Il fatto di andarci io insieme è stata unanimemente molto apprezzata, devo dire è stata apprezzata. Il fatto è stato sentito che il vescovo, non più titolare, non più vescovo residenziale, ma emerito, continua ad essere parte di questa Chiesa che ha servito per 17 anni in forma diversa. E questo è stato sentito proprio come una bella cosa, e mi ha fatto anche molto piacere, perché ero un po' preoccupato di dire che la prendono come un colpo di testa o un'imprudenza o altro. Quindi mi sono sentito proprio incoraggiato e sostenuto, mi ha fatto molto piacere. Abbiamo visto tanti saluti, tante cerimonie, la cerimonia in cattedrale, ma so che lei in queste settimane ha voluto anche farsi prossimo, farsi vicino a tutte quelle realtà magari di sofferenza o comunque che ospitano persone con disabilità, magari senza citare i vari momenti, però lei ha voluto dare un saluto anche a tutte le persone più in difficoltà. Sì, non sono andato dappertutto, però diverse realtà hanno avuto piacere, e io stesso ho avuto piacere di andare a trovare, ricordo in particolare il Piccolo Rifugio, che è sempre stato una delle realtà che ho sempre incontrato, oppure le nostre due case di riposo diocesane a Botteselle con il San Martino, l'Immacolata di Lourdes a Conegliano.
E così mi pareva giusto dare un saluto a queste realtà a cui ero stato anche sempre molto presente, devo dire, come pure i nostri sacerdoti a Santa Lucia, nella casa di Santa Lucia. Sì, mi pareva che assieme ai saluti e ai incontri più ufficiali meritassero particolarmente cura questi ambienti. Che cosa pensa di aver lasciato alla diocesi di Vittorio Veneto e che cosa invece le ha lasciato la diocesi di Vittorio Veneto adesso che parte per questo viaggio? Ma io credo di aver lasciato una testimonianza di lavoro fatto camminando insieme. Non un uomo solo al comando e tutti gli altri dietro, ma un uomo che cammina insieme con le varie realtà che costituiscono la famiglia diocesana, certamente molto diverse. Altro è il Consiglio del Vescovo, altro è la consulta delle aggregazioni laicali o un'assemblea diocesana, ma tutte realtà, insieme al Consiglio presbiterale, pastorale, collegio di vicari, sono molte realtà di partecipazione, di condivisione, che credo che sia la cosa che mi resta più nel cuore di aver lasciato. Un esempio di camminare insieme, con le fatiche che ci possono essere, con lo sforzo di capirsi, anche se magari non sempre è così facile, con lo sforzo di dialogare e di procedere comunitariamente. Questo mi pare la cosa che ho lasciato, che mi sono sforzato di lasciare, che poi sia stata recepita, lo spero, ma questo mi sono sforzato di lasciare. Quello che posso dire di aver accolto è, primo, anzitutto una grande tradizione di fede, perché la Chiesa di San Tiziano ha una grande tradizione di vita cristiana, una grande tradizione di vita presbiterale, consacrata e missionaria, che purtroppo oggi fa più fatica a mantenersi, però dobbiamo dire che c'è sempre stata, quindi una grande tradizione cristiana e anche una grande disponibilità, che si desidera sempre che sia di più, però di ringraziare il Signore, una grande disponibilità nel mettersi a servizio, nel mettersi in gioco quando c'è il bene della comunità che lo richiede. Ecco, questo mi pare le due cose che ho lasciato e che ho ricevuto. Eccellenza, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi. Per l'ultima volta il saluto ai nostri telespettatori. Saluto tutti, dico quello che ho detto al termine dell'omelia di saluto. Il cammino della diocesi continua, i preti e i vescovi passano, le parrocchie e la diocesi rimangono, il cammino continua e la speranza che caratterizza quest'anno, è una speranza certa, è che continuerà per il meglio ed è anche l'augurio che io lascio a tutti. Grazie Eccellenza per essere stato qui con noi, abbiamo ripercorso questi 17 anni di episcopato, 17 anni di ministero, lo abbiamo fatto grazie alle immagini del nostro archivio, quindi va un grazie anche a tutti i vari cameraman e i tecnici che negli anni si sono così susseguiti nel nostro operato e grazie anche Eccellenza per aver creduto in noi in molteplici situazioni. Sì, io ringrazio veramente Federico e tutti i suoi collaboratori perché hanno fatto veramente un lavoro che dall'inizio, quando sono partiti, non pensavo che ci fosse. Hanno dovuto affrontare degli ostacoli, la burocrazia e le leggi che non sempre favoriscono queste realtà, però hanno saputo attraversare quegli ostacoli e fare un servizio veramente molto, molto, molto positivo. Li ringrazio di cuore. Grazie Eccellenza. La salutiamo e buon viaggio. Grazie, grazie, grazie.